Un'occasione importante, una presentazione di un libro di un giovane ragazzo che ha deciso di condividere la propria esperienza personale di uomo con quest'opera, che porta con sé un messaggio a fondo importantissimo, che bisogna sempre provare, credersi e osare. Devo dire che l'altro passaggio importante in questa giornata, che per noi veneti è fondamentale, è che sì, Luigi Sposato è un imprenditore di successo, è un uomo di successo, ma che porta con sé anche la testimonianza che ogni giorno si deve lavorare con umiltà, con coerenza, con lealtà, con sacrificio, determinazione e dedizione, e qualsiasi progetto può essere raggiunto. Ecco, io credo che sia questo il grande messaggio che quest'oggi quest'opera, questo libro, questo imprenditore porta con sé, che dipinge benissimo quello che è il Veneto laborioso, che è pronto sempre a lavorare e anche a imboccarsi le maniche in ogni occasione. Il titolo Insuccesso e successo, storia di due impostori, è perché ognuno di noi nell'ambito della propria crescita, della propria vita, ha momenti di insuccesso e momenti di successo. Entrambi passano, perché ci sono i momenti di insuccesso in cui una persona pensa che è una cosa che non riesce a venirne fuori, sono quei momenti di crisi personali generati da se stessi o generati da fuori, diciamo indotti, che però poi passano, perché come ogni cosa poi alla fine passa l'insuccesso. Quindi va tenuto a bada, è un impostore perché va tenuto a bada proprio perché non ha una caratteristica di continuità, ha un inizio e una fine. Ma la stessa cosa vale per il successo ha un inizio ma anche una fine, quindi bisogna stare attenti quando si ha successo a tenerlo in vita, perché è facile che nel momento in cui ti senti appagato rischi di cadere. Entrambi sono quindi facce della stessa medaglia e vanno vissute con attenzione, con distacco, un po' come io vivo la mia attività, la mia azienda la vivo come un ospite, perché sono convinto che entrambi o prima o poi passano, arrivano e vanno via, quindi vanno gestiti. In passato, significa prima del Covid, la tendenza da parte di tutti noi, ma di tutti quelli che vivono le aziende, le organizzazioni, era quello di fare incontri di persona, solo di persona, fare le selezioni solo di persona, quindi c'era la tendenza, diciamo c'era l'abitudine, la prassi di vedere le persone di persona, quindi si facevano dei colloqui a distanza, ma poi si chiudeva la selezione in occasione di un incontro personale dove ci si stringeva la mano. Con il Covid è cambiato tutto, ci siamo accorti che anche gli strumenti informatici possono essere utili. Magari in un colloquio preconoscitivo o prima di incontrare un cliente, non solo per la selezione. Quindi gli strumenti oggi tecnologici, ancorché per il fatto che sono oggi abbastanza sofisticati, appunto parlavo di intelligenza artificiale, ci sono degli strumenti di intelligenza artificiale in grado già di fare una prima selezione delle persone attraverso un video, un breve video. Quindi secondo me sono utili, anche se poi è chiaro che l'empatia che si crea con un contatto personale non lo puoi trovare con i social, un po' quello che noi diciamo, no? Una volta ci trovavamo a giocare a calcio, non avevamo i social, oggi le persone giocano con i videogiochi a distanza, quindi questo è un po', però diciamo che sono sicuramente utili.